Nel mio viaggio in Estonia, per me è insolito, perché a queste latitudini la mia smania di calore si deve ridimensionare. Sono arrivata a Tallinn. In partenza da Roma per l'Estonia, per Tallinn, c'erano dei disagi, è venuto addirittura un temporale incredibile, una bomba d'acqua, quindi il viaggio è stata una vera odissea. La mia personale odissea è che qui fa freddo, anche se è giugno e c'è appena stata la festa di San Giovanni che segna il momento dell'inizio estate. Io, sprovvista anche degli indumenti caldi che avevo messo in valigia, compro un maglione di lana estone. Sarà il mio migliore amico di questo viaggio. Beh, dai, anche la temperatura è buona, cioè si sta bene, è come se fosse una primavera. Invece è estate. Però è bello. Il centro di Tallinn si presenta per quello che è un luogo turistico ben pensato e organizzato, con una spiccata vocazione all'ambientazione medioevaleggiante. Qui si rivive il passato di una città di navigatori e commercianti che doveva essere ricchissima, anche perché fu fondata per far parte della Lega Anseatica, che durò dal 1200 fino al 1600. Il centro, nonostante le tracce dell'architettura di razionalismo sovietico, è integro, con i palazzi e i tetti spioventi secondo la tradizione nordica. Sono talmente spioventi che c'è da chiedersi come fanno le tegole a non cascare giù. Questo è il ristorante del centro della città, una taverna, più o meno conservata dal tempo della Lega e certamente ricostruita però con una certa sapienza. È una taverna come poteva essere nel Medioevo, perché il Medioevo qui si sente. Dentro l'atmosfera medievale è assicurata da un'illuminazione fatta soltanto con le candele e dai camerieri in costume medievale. E poi va fatto un giretto nei bagni, rigorosamente in stile medievale. Tallinn era un luogo di commerci, di navigatori. La storia della navigazione è importantissima nel Baltico, perché era naturalmente un mare estremamente ricco di pesce, di commerci, di trasporto di questo metallo, soprattutto il ferro. Insomma, qui succedeva veramente di tutto ed era molto vivo. Questa ne è la prova, questa è l'epoca è quella della Lega Anseatica, ma naturalmente la storia potrebbe andare ancora molto più indietro nel tempo. Qua, dove adesso c'è la piazza, c'era il mare, arrivava il mare, c'era il porto, quindi questo è molto caratteristico e significativo di quell'epoca. Si mangia benissimo, il cuoco è un vero esperto e fa una ricerca vera sul cibo che mangiavano i mercanti ricchi, la cui cucina era arricchita da costose spezie che venivano dai paesi caldi. But this one is very popular in Italy. It's the duck liver, pâté, E patè? and the onion jam. Marmellata di cipolla, fammi sentire. Vino con lo zafferano, le olive. English pepper. Brava. And the smoked salmon. Che consistenza! Beer with the honey. Buona! Mi fa anche assaggiare una grappa fatta col mirto. Aspetta un attimo, questo è mirto! È come il mirto sardo. Sarà il segno di un collegamento del Baltico col Mediterraneo? Insomma, un po' fra i fumi dell'alcol in questa atmosfera medievale, l'Estonia e la sua storia mi sembrano più vicine. Villaggio di Virsu,
Da qui si prende il traghetto per andare a Saaremaa. Saaremaa è l'isola che sta appunto di fronte a Tallinn. In traghetto ci sono degli italiani molto strani, con interessi particolarissimi. Stiamo arrivando all'isola del mistero, Allora, è caduto Apollo e Betonte e tutto, sembra tutto nato da qui. Gianni Glini, ingegnere, Ulle Tode, biondissima estone che vive da anni in Italia, dell'associazione Italia-Estonia. Poi Pina, medico, e moglie di Felice, e Felice, che ha la responsabilità di chiamarsi Vinci e quindi di essere inventivo come Leonardo. Sono tutti qui per una sua conferenza che si svolgerà a Curassare, la cittadina capoluogo dell'isola di Saaremaa. Qui Felice parlerà della sua ricerca sulle origini baltiche delle opere omeriche. Noi pensiamo sempre, guardando i vasi greci, che questi eroi combattessero nudi o seminudi. Invece, se uno va a guardare l'Ilia dell'Odissea, sono sempre intabarrati in pesanti mantelli di lana e combattono nella neve, nel freddo, nella nebbia, nel vento e nella pioggia. Chiaramente siamo in un clima molto nordico e stranamente, ovvero non stranamente, troviamo che lo stesso tipo di tessuti e di descrizioni di mantelli e di abiti di cui parla l'Ilia dell'Odissea si ritrovano nelle tombe danesi dell'età del bronzo. Felice Vinci era un ingegnere nucleare, ma è appassionato di Iliade e Odissea. A forza di leggerle, lui dice 16 volte, è arrivato alla conclusione che i fatti raccontati nelle epiche omeriche si sono svolti qui nel Baltico e raccontati oralmente per secoli e solo successivamente trascritti e ricollocati in Mediterraneo. Solo successivamente questi canti orali di un antico popolo, gli Achei, che inizialmente viveva nell'area baltica, sono stati trasportati nel sud dell'Europa quando gli Achei si sono insediati in Grecia e hanno fondato la civiltà micenea, continuandosi però a trasmettere queste loro antiche storie che gli ricordavano la patria perduta che loro avevano dovuto abbandonare perché c'è stato un tracollo climatico. Effettivamente le teorie di Felice funzionano. Anche io ne sono convinta e spiegherebbero tante contraddizioni negli eventi raccontati dall'Iliade. Anche questo sole che non tramonta mai. Usciti dalla conferenza, complimenti, ma io voglio sapere che ore sono, scusa. Sono quasi le 8 di sera. 8 di sera con questa luce, sembra mezzogiorno. Proprio così, perché qui siamo non tanto lontani dal circolo polare, qui prima delle 10, 10 e un quarto il sole non va giù. E quindi sta lì, Scende piano, poi verso le 10 e mezza, 11 va dietro l'orizzonte, alle 2 di notte è tornato di nuovo su. E questi sono i miracoli di queste latitudini così strane. E quindi questa è la notte bianca? Questa è la notte bianca che troviamo anche a San Pietroburgo, a Helsinki, eccetera, eccetera, e che si ritrova pure nell'Iliade, nella prima battaglia Iliade, la dimostrazione che l'Iliade è stata ambientata inizialmente nel mondo del nord, perché certo è il Mediterraneo. Una battaglia che si conduce di notte e non cessa, quindi un giorno, una notte e un altro giorno. Come si fa a fare battaglia se non c'è la luce? E infatti fino adesso hanno detto che Omero, poverino, Come aveva faceva? perso il controllo della sua materia, perciò poverino si era sbagliato. E invece si sono sbagliati in tanti quelli che per tanti migliaia di anni hanno ritenuto che Omero parlasse della Grecia, invece parlava di queste latitudini, a 60 gradi di latitudini abbiamo questi fenomeni qui. Se questa è la notte bianca, approfittiamone, non si va a letto. Sono le 22, ora giusta per cenare. Pesci del matrimonio, chiamano così perché prendono questi eringhe, lo aprono in due, poi mettono insieme con la pancia e così fine della vita. Questo posto come si chiama? Cucù. E poi andiamo a vedere un veliero che è appena arrivato in porto.
L'abbiamo detto, quante volte ci siamo scambiati noi europei da sud a nord, da nord a sud, quante volte abbiamo incrociato il nostro DNA del nord e del sud, fra biondi, fra mediterranei, quante volte abbiamo quindi scambiato la nostra cultura. Tantissime volte, questo che ci ha fatto europei, e questo è il nostro progetto, ed è il progetto di questa nave che andiamo a vedere. Andiamo a vedere una nave che è qui per un progetto europeo. Porta in giro per il Baltico e il prossimo anno per il Mediterraneo giovani che, fermandosi in paesi lungo la costa, fanno spettacoli. Finlandia, Danimarca, Finlandia, Finlandia. Estonia, Finlandia. Finlandia. Ah, bene. Sì. Nessun italiano? No. Nothing? E questo loro viaggio è ispirato al libro di Vinci. El libro de Vinci, sí, era come una idea che era attrattivo per noi, fare come come like a game. Siamo tutti Serelo Odysseus, no? Anche se siamo del nord o se siamo del sud, ma siamo tutti Europei. Sì. E questo mi fa pensare che la navigazione in passato era sì via mare, ma anche via fiume. Gli Achei sono arrivati nel Mediterraneo probabilmente passando per il Dnieper, che è la via di scorrimento più rapida, cioè tra il Baltico e il Mediterraneo. Questo spiegherebbe perché gli Achei da un certo punto in poi sono in Egeo. Se l'ipotesi del passaggio via fiume è giusta, essi arrivarono via fiume in Mar Nero e passando per il Bosforo arrivarono in Mediterraneo. La stessa strada che fecero più tardi i popoli del mare e più tardi ancora i vichinghi. Oltre ad avere l'albero abbattibile e a essere sufficientemente trasportabili, le barche degli Achei, le barche dei vichinghi, le barche degli Etruschi erano barche cucite che quindi potevano in qualche modo essere anche disfatte e poi ricucite. Una roba da Ikea, no? Molto svedese, vedi caso. Finalmente c'è il tramonto. 22:50, le 11, ora locale. La notte che trascorriamo a casa di Patrizia, un'italiana che ha fatto qui un agriturismo con pecore e mucche scozzesi, la passiamo a scambiarci idee sul lago che vedremo domani, che sta in un'area che i romani chiamavano Abalon, l'isola delle mele. Abalon, però ricorda qualcosa? Avalon, dove c'era la signora del lago che dava ad Artù la spada magica. Excalibur, ma infatti tornerebbe tutto perché il lago si è formato realmente, il meteorite era un meteorite di ferro e che poi con la grande temperatura era trasformato in acciaio e quindi hanno utilizzato questo materiale per costruire oggetti sacri, quali spade sacre per esempio, e si collegano con questo lago tondo che stiamo andando a vedere. Una spada invincibile perché è una spada fatta con l'acciaio, no? In un mondo dove poteva esserci il ferro. Una spada fatta con l'acciaio è ancora più forte perché è stato cotto a una temperatura ancora più alta, quella del meteorite. Ma adesso andiamo verso il lago. Eccolo lì. E che origine ha questo lago? Meteoriit kukkus, lahvatas, tekkis tohutu auk pikkamööda, valgus vett täis, siia on põhjavesi tuleb sisse. Il meteorite è caduto, prima era piatto tutto qui e così c'è stata questa esplosione, è nato questo cratere e poi acqua dal terra piano piano, esatto. E sicuramente è stato anche un posto dove facevano le offerte per le dei. Qui era la foresta sacra delle querce.
lo dimostra anche questo fatto di avere circondato di mura praticamente tutto il lago, quindi di avere creato un santuario, quasi anche un luogo da non toccare, no? Un luogo magico, no? Certo, questo era per gli antichi il luogo dove cadde il sole, così come nella leggenda di Fetonte, che viene subito in mente a Felice. Lago meteoritico, Averno, il luogo dell'Averno, il luogo in cui cade il meteorite e quindi il figlio del sole prende il carro e praticamente il Fetonte cade giù dal cielo e poi le sue sorelle piangono Ambra, il che significa che la siamo famosa in un Ambra. campo baltico, in un'area baltica, e tutto fa pensare che possa essere proprio questo all'origine di quel mondo. E anche questo è un indizio. L'ambra del Baltico era particolarmente preziosa durante l'età del bronzo. Ma perché proprio questa del Baltico? Dunque, l'ambra normale è, come dire, è fossile, no? Cioè è la resina È una che diventa resina fossile. fossile. Come mai certe volte si trova un'ambra particolarmente cotta, come se fosse particolarmente cotta, che era proprio l'ambra che girava essere. per l'Europa? Può essere che abbia a che fare proprio con questa zona dove il calore del calore, meteorite ha esatto, cotto questi... ha cotto questa cosa. Quest'ambra era radioattiva, scaturiva da un meteorite, per questo aveva poteri magici. Quindi anche questo è un indizio che ci racconta come questo evento rimase nel ricordo delle popolazioni che da qui migrarono per arrivare in Mediterraneo. Senti, io però insomma mi devo allontanare da sto posto perché veramente sento un po' di affanno. Ma qui c'è un campo magnetico fortissimo. Lì in fondo al centro del lago c'è un grande magnete di ferro meteorico contenente anche del nickel. Ma via. E qui siamo tutti magnetizzati. ma Peccato non- che non ho una bussola per vedere se gira l'ago. Sì, perché quindi ti vengono, dà anche degli effetti collaterali? Anche tante belle idee. È Però. vero! Anche tante belle idee. Il cervello funziona a 1000 all'ora.